quasi tutte le ipotesi di furto sono diventati perseguibili a querela, e dove la querela non era stata presentata e non verrà presentata entro i 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i processi saranno chiusi con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela. Quindi un primo effetto sarà questo, che ha un carattere, diciamo così, deflattivo, cioè di riduzione del numero dei casi che andranno a processo. Il capo procuratore di Treviso fa riferimento ai furti, ma sono diversi i reati per cui d'ora in poi non si procederà più d'ufficio, quindi anche in assenza di querela della presunta vittima. È il caso delle lesioni personali, della violazione di domicilio, di truffa, appropriazione indebita, frode informatica, pure il sequestro di persona non aggravato. Anche la giustizia trevigiana quindi dovrà fare i conti con gli effetti della riforma Cartabia, difficile quantificare, ora come ora, il se e il quanto in termini di mancati processi. Sicuramente c'è un numero, ma non siamo in grado di fare una statistica in questo momento, anche perché il termine per proporre querela è di 3 mesi dall'entrata in vigore della riforma. Il dibattito è aperto, per alcuni PM si tratta di uno tsunami che mette a repentaglio una giustizia effettiva, per altri di un falso problema, si vota al realismo, lo stesso Martani. I casi erano 2: o si diminuisce il numero dei reati che vanno a processo, o si aumentano in maniera importante le risorse a disposizione della giustizia. Siccome in questo momento di risorse ce n'è poche, era quella di ridurre il numero dei reati da perseguire, era una scelta a mio parere obbligata. Martani, che da un lato sospende ogni giudizio complessivo sulla riforma, dall'altro accoglie con soddisfazione le misure emendative promosse dal ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio per rendere più graduale l'impatto delle nuove disposizioni. In ogni caso dovranno essere le presunte vittime a farsi avanti. Non ci saranno avvertimenti caso per caso, perché proprio questo è uno degli emendamenti che dice che il termine per le persone offese decorre dall'entrata in vigore della legge. Sono rimessi in termini dall'entrata in vigore della legge e non da una comunicazione che devono ricevere ad opera degli uffici giudiziari.